Ma par colpe lor, anasser in dometichignis con Isaac e Rebecche. Isaac all'era diventat vieli e si era indebulì della vista, che non viodeve di bot nuie. Al clamà il suo prim fi Esaù. Fignò, diss'al, e che l'altri rispondè, ben? E dise, tu viodi anche tu co soi vieli, e co pues morì di cumò di bot. Chiappe su i tei argains, il boc des frecis e l'arc, e va fur pe campagne puartimi d'ongie salvadi. Preparami un plat di che mi plasi intanto e puartimal, dopo la me anime ti benedisarà prima che mi inledi. Ma Rebecche aveva ascoltato tutto che Isaac aveva detto a Esaù. Esaù al partì pe campagne a copà robe salvadie par sopari. Intanto Rebecche i dise a Sofia Jacob, o hai appena sentut che to pari diseva to fradi, puartimi d'ongie robe salvadie e preparimi un plat. Io mangerai e ti benedisarai davanti al Signor prima di morire. Allora frutgnò, scoltimi me e fas ciò che ti disio. Vat al trop e puartimi doi bei cavres e io preparerai un buon gustà parto pari, propit come che plassa a lui. Tu al porterà sotto pari e lui al mangerà e così ti benedisarà prima di morire. Jacob gli disse a sua madre Rebecche, tenamens che mio frate Esaù alle pelos, alla qual che io o hai la piel slisse. Salacor, mio pare al volarà palpami, e allora si accorgerà che io hai ciru di imbroialu, e in pende benedizion mi darà la maledizion. Ma Somari gli rispondè, mi chiapi io la tua maledizion, figlio, tu ubbidissimi me e va a ciri ciò che ti hai detto. Lui alle a chioliu e gli hai portà a Somari, che preparà un gustà di che sopari al diventave mat. Rebecche e chiolè i pui biei vistis che Esaù, il prim fi, aveva in chiesa di ie, e gli mette in tora Jacob, il secondo fi. Cu la piel dai cavres, i taponai bras, e la part slisse dal quel. Poi i mette in man a Sofia Jacob il gustà e il pan che aveva preparato. Lui si presentò di sopari e disse, pai, e rispondè, ben, cui sei tu, fignò? Disse al Jacob a sopari, io so Esaù, il tuo prim fi, o hai fatto ciò che tu mi avevi ordenato. Ieve su per plasè, comoditi e mangi il salvadi che ti hai portato. Dopo la tua anime mi benedisarà. Isaac gli disse a Jacob, c'è poco che tu hai stato, figlio. Alle perché che il Signore mi ha dato una man, gli rispondè. Disse Isaac a Jacob, ven cá donde di me che ti palpi, figlio, pariesi sicuro che tu sei o no figlio fi Esaù. Jacob gli le donde a sopari, che lu palpà e al disè. La voce è che di Jacob, ma i bras a son che di Esaù. Non si accorge di noi perché Jacob aveva i bras pelos come che di suo frate Esaù e lu benedì. E domandà, se tu proprio mio figlio Esaù? E che l'altro rispondè, sì. Disse Isaac, puarte ca, co puoi di mangiare de chiacce di mio figlio, perché la mia anima ti benedissi. Lo servì e lui al mangià. Gli esibì il vin e lui al bevè. Sopra Isaac gli disse, venga donge di me e bussimi, figlio. E le donge e al bussà sopari, caldirà sull'odor de sue monture. E lui benedì così. Sì, l'odor di mio figlio alle compagne dall'odor di chiamp, che il Signor lo ha benedito, che Dio ti dedi la rosade dal ciel e il gras de tiare, e abbondanza di formente di vin, che i popoli ti servissin, che i foresti si buttino in genglons davanti di te. Tu saras paron dai tiei fradis. Cal sedi maludit, quel che ti maludisarà. Cal sedi benedit, quel che ti benedisarà. Isaac aveva appena finito di benedire Jacob, e Jacob stava giusto saltando fuori di lì di sopare Isaac, quando suo frate Esaù al tornadonge de chiacce. Anche lui al preparare il gustà e al portare a sopari, di sal. Mio pari caglievi su e cal cerci il savadi di Sofì,
perché la tua anima mi benedissi. I domandà suo pare Isaac, cui sei tu? E rispondè, o so il tuo prim fi Esau. Allora Isaac si sgrisulà di spavent e al disè, cui eri allora che il calelata chiacce e mi ha portato il salvadi? Io hai mangiato prima che tu arrivassi tu, lo hai benedit e resterà benedit. Quando Esau al sentì suo pari a fevela così, al petà un gran perli di disperazione e di rabbia, e disè a suo pari, benedissimi anche me, pai. Ma che gli rispondè, to fradi alle vegnut cu la baronade e ti ha robate la benedizione. Al tornare di Esau, di bant noi ami tut non Jacob, mi ha imbrogliato 2 voltis, mi aveva ben già chiolti il mio diritto di prinfi e come mi ha portato via anche la benedizione. Ma di sal, non ha tu proprio nessuna benedizione per me? Isaac, chiappando la paraula, e rispondè a Esau, io lo hai destinata a essi il tuo paron, e hai detto che duci sei fradis avevi di essi sotto di lui, e lo hai provveduto di formente di vin. Ce mi resti al mo per te, figliò. Di sale Esau a suo pari, a tu dome che benedizione, pai. Benedissimi anche me, pai. Ma Isaac al taseve, e Esau al tacà a Berlà e a Vai. Allora Isaac, suo pari, al chiappà la paraule e al disè, tu la rasa sta lontan de tiare grasse, lontan de rosade che ven giù dal ciel. Tu ti guadagneras la bocchiade con la tua spade e tu saras sotan di to fradi. Ma quando tu ti sfranchiaras, tu crevaras il soiov dal to quel. Esau al chiappà in asse Jacob par vie de benedizione che suo pari aveva data a lui e al disè dentro di sé. A Romai mio pari non le ha lunghe, in che volte occuparai mio fradi Jacob. Quando i contari in Rebecca c'è che aveva dite Esau, il suo prinfi, e mandà a clamare Jacob e gli disè, viot che to fradi al cirdome di svindicassi e ti coparà. Allora ascoltimi, figlio, vattint, stiampe lì di to fradi Laban a Caran. Tu staras un po' con lui, fin tremai che sarà passata a to fradi, fin tremai quando la rabbia di to fradi non si sarà slontanata di te e che non varrà di smenteare la parte che tu hai fatte. Allora ti manderai a clamare la via. Hai io proprio di perdi duci doi in tune sole giornate? Rebecca gli disse a Isaac, no pues plus là in devant culis fis daitis. Se Jacob al chiol une des feminis de tiere di it, come questis culi, non mi importa più di sta in ches mont.